L'idea è nata da un convegno che è stato fatto appunto nel nostro comune, un convegno per quanto riguarda le energie alternative. E ovviamente, visto che qui siamo in mezzo ai monti, i monti coperti da bosco, da fitta vegetazione, l'energia alternativa che può essere, che ovviamente era di primo acchito, era la biomassa forestale. Da questo convegno poi interessante, dove c'è stata la partecipazione degli sloveni, dell'intero territorio del Friuli e anche del nord Italia, ma anche c'è stata gente addirittura dalla Germania che ha partecipato. Dopodiché, questo siamo nell'anno 2005, dopodiché è seguita una visita agli impianti veri e propri in Trentino Alto Adige, e, e lì, vedendo, toccando con mano poi quello che realmente si è detto durante questo convegno, è nata l'idea di cercare di attivarsi per realizzare questo impianto. Realizzarlo, che ovviamente noi non avevamo le forze e le disponibilità economiche per poterlo fare, quindi abbiamo fatto un accordo con la regione che ovviamente ci ha sostenuto economicamente per l'85%, e da lì poi si è cominciato a lavorare per la realizzazione di questo impianto. Un impianto che ovviamente voleva essere e vuole essere tutt'oggi, anche se ormai ce ne sono stati, ha avuto un seguito, ma voleva essere un impianto, diciamo così, pilota, da, da- 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 da esempio da seguire per altri. Beh, diciamo che di benefici che ha portato questo impianto sono diversi e sono molteplici. L'idea era nata anche quella di creare non solo l'impianto, ma di creare una filiera una filiera corta ovviamente, che vada dal bosco e che si trasformi in calore qui, dando lavoro e la possibilità di occupazione al nostro territorio, e questo è stato fatto, anche se l'impianto in questo momento, viene gestito da un'azienda che non è del territorio, che però si approvvigiona del materiale sul territorio, e questo è, diciamo, il primo beneficio. Poi, per quanto riguarda l'impianto, vabbè, questo impianto che serve tutti gli edifici comunali, quindi la sala consiliare, l'ambulatorio medico, l'asilo, le scuole, l'edificio municipale, eh, con una rete di teleriscaldamento che è di circa 500 metri, ovviamente ci permette di risparmiare, di avere delle economie poi a fine anno. L'impianto è da poco che è stato collaudato e che è in funzione, quindi adesso c'è la volontà di aprire, e la possibilità c'è, perché la caldaia permette queste cose qua, a sopportare questo fabbisogno, di aprire ai privati. E qui vicino noi abbiamo un edificio pubblico che è un albergo, e poi ci sono anche le case private che vorremmo nel tempo fornire energia anche a queste. I risparmi, ovviamente, se parliamo di carattere economico, noi siamo nell'ordine, noi come amministrazione, siamo sull'ordine del 25%, tranquillamente. Io spero che si possa anche migliorare. Comunque già il 25% per un comune come il nostro non è poca cosa. Poi i benefici che ci sono a carattere ambientale, vabbè, insomma, basti pensare all'emissione della CO2 in atmosfera. Praticamente noi risparmiamo un'emissione in atmosfera di 67 tonnellate, pari a 67.000 kg di CO2 in atmosfera. Questo impianto è gestito da Sinergia SPA
che è una società che ha sede a Padova e fa parte del gruppo Acegas APS, con filiali presenti in tutto il Triveneto, tra cui Udine, Pordenone e Trieste per quanto riguarda il Friuli. Ecco, questo impianto è alimentato a cipato, che è un legno, diciamo, che viene spaccato con un'apposita macchina, viene caricato all'interno della vasca tramite un furgoncino e da lì, tramite delle cocle, viene portato in camera di combustione dove il legno brucia scaldando l'acqua e parte l'acqua calda, va a scaldare tutti gli edifici attaccati alla rete di teleriscaldamento. Quindi questo impianto è in funzione da un anno e non ha dato alcun tipo di problema, è un impianto che funziona perfettamente e permette all'amministrazione comunale, come ha detto prima il sindaco, di risparmiare circa un 30-40% rispetto al metano.